Giornalista, 68 anni, 12 dei quali alla guida del quotidiano Il Gazzettino. È stato sotto la sua direzione che il giornale ha descritto e interpretato il Nord-Est, laboratorio e frontiera di cambiamenti tumultuosi. Il termine giornalistico e il concetto non solo geografico l'aveva reinventato lui. Malato da tempo, dalla sua Castelfranco, Giorgio Lago ha continuato fino in fondo a fare il suo mestiere di cronista. Non credo in nessuna conseguenza in chiave Giorgio Lago generale, è stato uno dei più grandi perché giornalisti che il quello Veneto abbia mai hanno avuto, il non solo per gli 70% incarichi che messi nel corso assieme, della quindi carriera ha prima o poi ricoperto, torneranno a ma casa, anche e no? soprattutto per la Hanno sua fatto capacità di capire veramente che cosa pensavano i veneti. Sotto la sua direzione, dal 1984 al 96, il Gazzettino ebbe un ruolo politico mai avuto prima, raggiungendo anche vette di diffusione e credibilità. Lago, a cui si deve di fatto l'invenzione del termine Nord-Est, comprese i cambiamenti che stavano avvenendo tumultuosamente nella nostra società, dalla Tangentopoli che sconvolse la politica alle piccole imprese che rivoluzionarono l'economia, fino alla nascita della Lega, al movimento dei sindaci, alle istanze di federalismo. Temi cui diede spazio sul quotidiano veneziano, diventando egli stesso, con i suoi articoli, un protagonista del dibattito. Lago si definiva in proposito liberal da sempre e federalista per sempre. Prima di essere direttore del Gazzettino per 12 anni, Lago fu un eccellente giornalista sportivo, seguendo tra l'altro numerose Olimpiadi e campionati del mondo. E allo sport ritornò negli ultimi anni come opinionista dei quotidiani Mattino di Padova, Tribuna di Treviso e Nuova di Venezia e Mestre. I suoi pezzi, apparentemente semplici, in realtà non erano mai banali. Per questo una generazione di giornalisti veneti è cresciuta leggendolo e seguendolo come un maestro. Ha scritto fino all'ultimo, anche quando la malattia si era affacciata impietosamente nella sua vita.